4.000 dosi di anticorpi monoclonali in Italia, 245 in Veneto. Da martedì c'è un'arma in più per la cura a domicilio. Si tratta di farmaci specifici per alcuni profili di paziente. Devono essere somministrati in ambulatorio. 12 centri infusionali disponibili nel territorio regionale, 7 punti di stoccaggio. Sono farmaci che, come anticipava l'assessore, dovranno essere somministrati in una fase precoce entro i 10 giorni dai sintomi, dalla comparsa dei sintomi. Meglio, molto meglio se entro 5-6 giorni dalla comparsa dei sintomi. Quindi qui il protocollo che noi abbiamo stilato, sempre con gli specialisti di cui vi parlavo prima, ma con il grande contributo della medicina generale, è un protocollo che vede i medici di medicina generale in prima linea, perché sono loro che devono intercettare i pazienti, perché sono pazienti che devono avere una serie di fattori di rischio. Ve ne elenco alcuni che sono poi sempre gli stessi: l'obesità, le cardiopatia, il diabete, quindi sono i principali fattori. Quindi li ha decisi l'Agenzia del Farmaco, questi criteri di selezione. Quindi i medici di medicina generale dovranno intercettarli velocemente e riferirli, mandarli ai centri che noi abbiamo già individuato. Per evitare colli di bottiglia abbiamo individuato uno o più centri in base alle richieste dei direttori generali in ogni azienda sanitaria. Aggiornato anche il protocollo per le cure domiciliari, che resta comunque un'indicazione ma non rappresenta un obbligo. La scelta finale della cura è del medico di medicina generale. Il trattamento individuale è scelta del singolo medico. Non è obbligatorio, come ho già detto, il protocollo, e rispetto a quello che diceva lei, è vero, c'è stato un gruppo di medici che ha trasmesso a tutti i presidenti di regione, che è lo stesso gruppo che ha fatto il ricorso al TAR del Lazio, il proprio protocollo, chiedendo di prenderne visione, di sottoporlo alle nostre aziende sanitarie e ai nostri medici. Noi l'abbiamo fatto, quindi abbiamo sottoposto a quelle commissioni di cui vi dicevo prima il protocollo, e i nostri medici, sia gli specialisti che i medici di medicina generale, hanno ritenuto opportuno non adottare quel protocollo ma mantenere il nostro protocollo. Sarebbe d'altra parte impensabile che qualcuno potesse imporre a qualcun altro l'utilizzo di un protocollo, quindi questo diverso protocollo chi vuole aderire aderisce. Naturalmente non può imporlo a tutto il resto dei nostri medici della regione.